Il prefetto di Agrigento, dottor Salvatore Caccamo, ha fatto visita al comando provinciale dei Carabinieri, dove è stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Nicola De Tullio, da una rappresentanza degli ufficiali e dei militari dei reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri che operano nella nostra provincia, tra i quali il nucleo antisofisticazioni sanità, nucleo operativo ecologico, sezione anticrimine e centro anticrimine natura. Il prefetto ha espresso parole di apprezzamento ringraziando l'Arma dei Carabinieri per l'attività svolta sul territorio, per il diuturno contributo offerto dalle istituzioni nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate operanti sempre con dedizione e alto senso dello Stato. Al termine dell'incontro il prefetto Caccamo ha scritto un proprio pensiero sul libro d'onore all'interno dell'ufficio del comando provinciale. Intanto, nella giornata di oggi, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha anche fatto visita alla caserma del comando provinciale delle Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo di provincia, nonché presso le sedi di Sciacca, Canicattì, Licata e Forte Empedocle. All'evento hanno preso parte al comandante provinciale Edoardo Moro, i comandanti del nucleo di polizia economico-finanziaria del gruppo di Agrigento e degli altri reparti territoriali, unitamente agli ufficiali dipendenti. Per l'occasione il dottore Caccamo ha ringraziato le Fiamme Gialle di Agrigento per l'impegno quotidianamente profuso sul territorio, esortandole a proseguire nel proprio lavoro con la stessa efficacia e col medesimo spirito di abnegazione sinora dimostrati. È stata altresì l'occasione per evidenziare l'opera svolta dalle Fiamme Gialle Agrigentine nella gestione dell'emergenza umanitaria connessa al fenomeno dell'immigrazione irregolare, significativamente intenso alla sede di Lampedusa, ove i militari della locale tenenza assicurano un presidio costante.